Appassionati di canottaggio, siete collegati con il lago di Piediluco in provincia di Terni, il Memorial Paolo Daloia giunto alla finale dell'8 senior in Acqua 1 Italia 2 con Cecchin, Michelotti, Palmisano, Boschelli, Sansone, Tonini, Salani e Peretti, timoniere Perazzi. In Acqua 2 Romania 1, in Acqua 3 Italia 1 con Carboncini, capovoga Niccolò Mornati, Sartori, Dentale, Loriato, Agamennoni, Frattini, Carlo Mornati, timoniere Gaetano Iannuzzi. In Acqua 4 Croazia 1 e poi anche Spagna in Acqua 6. Dunque l'equipaggio vice campione del mondo per 2 mondiali consecutivi. Italia nell'otto protagonista, si è messa dietro lo scorso anno nazioni come gli Stati Uniti, l'Australia, la Gran Bretagna. Si dice che questa specialità misuri la potenza di un movimento del canottaggio. Indubbiamente l'Italia vice campione del mondo per 2 anni consecutivi con nazioni così importanti come Stati Uniti, Australia e Gran Bretagna. Lo scorso anno ha vinto la Germania, è indubbiamente un risultato di enorme valore, di grandissimo prestigio. Sì, l'Italia ha fatto per 2 anni consecutivi un ottimo risultato, quello che era il secondo posto al mondiale, però quest'anno sono sicuro che il lotto degli avversari sarà molto più agguerrito. Infatti non a caso qui è venuto la Croazia col suo equipaggio, e la Croazia già alle altre Olimpiadi ha puntato a fare lotta e è riuscita anche a salire sul podio. Ha detto bene Coppola, questo è il mondiale, l'anno preolimpico, dunque naturalmente tutte le grandi nazioni saranno certamente più agguerrite e tra l'altro per Coppola è un compito delicatissimo, perché è subentrato alla guida tecnica della nazionale italiana proprio nella stagione preolimpica, senza poter lavorare nei 2 anni precedenti. Adesso a Coppola si chiede i risultati di portare 9 imbarcazioni alle Olimpiadi. Sì, indubbiamente io ho dovuto prendere un pochettino il treno in corsa, in quanto entrando a metà quadriennio olimpico avrò più difficoltà che se avessi iniziato all'inizio. Però, come si dice, se il treno passa non bisogna perderlo, quindi noi stiamo provando a cercare di fare il meglio e vedo che in questo momento la Croazia ci sta impegnando molto. Lorenzo Carboncini, il capovoga. Abbiamo in questo equipaggio grandi campioni come Carboncini, Empolese classe 76, argento Sydney nel 4 senza, 10 mondiali nei quali ha vinto un oro, 4 argenti e 4 bronzi, tra 2 senza, 4 con e 8. E poi Alessio Sartori di Terracina classe 76, un oro olimpico nel 4 di coppia, un bronzo nel doppio ad Atene. 9 mondiali ha partecipato, nei quali ha vinto 3 ori, 2 argenti e un bronzo. Sicuramente 2 elementi fondamentali, così come Carlo Mornati, il più giovane dei fratelli Mornati. 8 mondiali per lui, 2 ori, 2 argenti, 3 bronzi, tra 4 senza e 8. L'argento a Sydney nel 4 senza anche per Carlo Mornati. Dunque Croazia che sta impegnando la corazzata azzurra. L'unica novità rispetto in questa prima uscita, debutto internazionale, rispetto allo scorso anno, è la presenza di Paolo Loriati al posto 4, al posto di Mario Palmisano. Sì, perché Mario Palmisano in questo momento ha un problema fisico e quindi doveva stare per un mese fermo, e stiamo provando alla nostra prima uscita Paolo Loriato, che è un buon atleta di buon peso e che quindi sicuramente darà un contributo alla barca. Tra l'altro un mix questa barca, 4 portacolori dell'Aniene, 3 delle fiamme gialle, 1 delle fiamme oro. In questa barca in Italia 2, equipaggio giovane, invece un mosaico. Vediamo da questo suggestivo angolo di ripresa lo sforzo degli azzurri, con Croazia che sta impegnando, e vediamo anche Coppola col contacolpi
Sì, perché piuttosto noi, preoccupato. sì, perché noi in questo momento non abbiamo molto otto. In effetti l'otto anche è stato impostato in questi ultimi giorni e stanno cercando di risolvere una gara più su quello che è la forza che su quello che è l'assieme dell'equipaggio. Questo è quello che sta succedendo. E questo naturalmente succede quando la preparazione E quando non è al l'equipaggio non è top. ancora, sì, non è Certo. ancora molto bene. Italia 1 dunque in acqua 3, impegnata duramente da Croazia 1 in acqua 4. Siamo agli ultimi 200 metri, un bel finale per questa 21esima edizione del Memorial Paolo Daloia, con l'equipaggio che ha fatto sognare l'Italia sportiva. Ed è il rush finale degli azzurri che vanno a chiudere. Italia 1 dunque, 5:37.06, 1:36 Croazia. Sì, i ragazzi hanno voluto vincere e ci sono riusciti, però c'è ancora molto da lavorare. Quindi potrebbe essere positivo per migliorarsi. Certamente non può che essere così, siamo all'inizio della stagione, il primo appuntamento di Coppa del Mondo a Linz dall'1 al 3 giugno, poi seconda prova ad Amsterdam dal 22 al 24 giugno e la chiusura a Lucerna, secondo tradizione, dal 13 al 15 luglio. Intanto vediamo il testa a testa finale conclusivo, ma l'Italia l'ha spuntata su Croazia 1. È un test, questo ricordiamo comunque, un cantiere aperto del canottaggio per questa stagione dal Memorial Daloia, dalla 21esima edizione, e indicazioni, come abbiamo sentito, utili per Andrea Coppola. Ringraziamo il direttore tecnico della nazionale di canottaggio, un in bocca al lupo naturalmente per questa stagione importantissima che varrà i visti olimpici ai mondiali di Monaco di Baviera. Ringraziamo Anna Cristina Giustiniani in regia. È tutto da Piediluco, la linea allo studio di Roma.